tamponi 222.000. Questa mattina ho parlato con il professor Crisanti, insomma la macchina va, prof, anche bei progetti di altre sperimentazioni e poi nel tempo vi daremo informazioni. 13.902 persone in isolamento, come vedete si sta abbassando il numero delle persone in isolamento. 14.990 persone sono positive. Vi vorrei dire che rispetto ai positivi, voi vedete che abbiamo dei numeri in calo, però è pur vero, ne parlavamo prima con l'assessore Lazzarin, è pur vero che abbiamo notizia di almeno un centinaio di persone al giorno che si recano presso i medici di base piuttosto che ai PS con positività, cioè con sintomi. Quindi questo per dire che al di là di questi dati che sono assolutamente incoraggianti, c'è anche da dire però che è bene tenere presente che il virus continua ad esserci e continua a dare sintomi e a creare ovviamente preoccupazione. I ricoverati sono 1597, sono 15 in meno rispetto a ieri, sono 1600 persone, le terapie intensive continuano a scendere, siamo a 209 terapie intensive, sono 5 in meno rispetto a ieri sera. I dimessi sono quasi 1900 persone ormai. I morti in ospedale purtroppo 851. Mai avrei pensato di affrontare una tragedia che ci avesse portato a una contabilità come questa. I nati sono 89. Due brevi considerazioni su questi dati. La direzione è presa, è una direzione che ci fa ben pensare e sperare. Stiamo già predisponendo, ve lo devo dire, diciamo l'abbassamento del livello di guardia su alcuni ospedali, diciamo non i Covid center, ma ospedali che comunque avevano anche Covid, li riportiamo alla normalità da subito, nel senso che cominciamo a fare in modo che gli eventuali Covid vadano al Covid center. Sul fronte tamponi stiamo implementando, sembra quasi un controsenso, no? Stiamo implementando la capacità di tamponi con un trend, diciamo, dell'infezione che dà numeri in calo. Lo facciamo in maniera assolutamente cosciente, prudenziale e sapendo anche che la storia di questa infezione dà in tutti i paesi dei fenomeni di recrudescenza, quindi di reinfezione. Quindi per questo risulta fondamentale rispettare le regole e quella basilare è quella della mascherina. Ve lo dico perché, e ricordo sempre a tutti, che ormai lo possiamo dire dal punto di vista anche statistico, i dati sono ufficiali, i nostri medici al fronte, che sono circa 10.000 medici della sanità, vi parlo proprio di chi ha curato i Covid, i pazienti coronavirus, hanno avuto positività per l'1,3%. Il che ci dice che l'uso del dispositivo, cioè l'uso della mascherina, è stato strategico. Questa è la comune mascherina chirurgica. Lo dico ai tanti cittadini che chiedono informazioni. Questa sarà la mascherina che conosceremo sempre di più. A due lati bisogna mettere il naso dalla parte che ha la formina e quindi ha il ferro, quello che è. La mascherina va indossata così. No, è quasi un tutorial. Lo dico perché così non serve. C'è gente che gira per strada così, vuol dire cacciatori di virus, e non serve neanche così. Chiaro? Così non serve a niente, così meno ancora, serve solo così, deve essere coperta naso e bocca. Perdonatemi, non è che vogliamo fare la figura di sapientini, però è pur vero che è come girare con il casco in moto con il sottogola slacciato. Se cadi ti spacchi la testa. La mascherina va indossata così, e la mascherina non è un'incombenza di quel pazzo di Zaia che ha fatto l'ordinanza o di quei 4 pazzi che comunque se la mettono. La mascherina salva la vita. Inutile piangere poi perché ti tocca essere ricoverato, sottoporti a cure o magari vedi qualche familiare
che sta male. La mascherina salva la vita. Quindi l'invito a tutti di portare la mascherina in questa maniera, se non c'è ancora una mascherina di coprirsi naso e bocca, ma tutte le due cavità, naso e bocca, devono essere coperte perché sono le vie di ingresso del virus. Poi minimalmente anche tramite la congiuntiva oculare, però qui perché entri bisogna che qualcuno abbia le mani sporche, si pulisca gli occhi, faccia queste robe qua, io me le sono disinfettate prima di venire giù. Scusatemi se insisto su questo, ma noi siamo preoccupati perché per noi è anche un investimento pensare di avere meno cittadini che hanno bisogno delle cure. È un fatto sociale, è un fatto etico e quindi la mascherina è fondamentale per tutti, bambini, adulti, anziani, per tutti. E la si porta, ci arrivano un sacco di richieste, qualcuno dice ma perché si parla della mascherina? Perché ci arrivano un sacco di richieste. La mascherina non la si usa in casa, se qualcuno decide di non usarla in casa non la usa, è una scelta sua, perché nel nucleo familiare si ipotizza che ormai si sia creata una comunità e quindi solida anche dal punto di vista epidemiologico, ma la si deve utilizzare ogni volta che si esce dal confine di casa e c'è la minima possibilità di incrociare qualcuno. Lo dico perché vedo tante persone che camminano magari lungo i marciapiedi delle città piuttosto che dei paesi e le vedo con la mascherina messa alla gola. Io capisco che dà fastidio, ma bisogna abituarsi a tenere la mascherina alzata. Grazie. Vi dico anche che c'è una bella notizia oggi che verrà pubblicata su una rivista ufficiale del mondo scientifico che è New England Journal of Medicine. È una notizia che insomma ci rende orgogliosi perché la Fondazione per la ricerca biomedica avanzata e l'Istituto Veneto di Medicina Molecolare, in stretta collaborazione con l'Università di Padova e quindi e poi direi anche la Regione, in virtù di una intuizione che ha avuto il professor Pagano, no? Il professor Pagano ha visto i dati dei malati Covid. Voi sapete che i morti, anzi i malati Covid divisi per sesso ci dicono che c'è quasi un doppio di maschi rispetto alle donne e di maschi rispetto alle donne e l'intuizione è stata perché c'è una proteina, quindi un enzima che è il veicolo per infettare le cellule. Io ve lo dico in maniera molto semplice così la capiscono tutti. La cellula ha il coronavirus, utilizza questo carrier, no? Questo vettore, l'enzima, per entrare nelle cellule da infettare, che è lo stesso enzima che viene inibito dai farmaci contro il tumore alla prostata, i farmaci che si utilizzano per la terapia del tumore alla prostata, e si è vista una seria correlazione tra i trattati da cancro alla prostata con questo farmaco che inibisce ovviamente questo enzima e la malattia, cioè chi è stato trattato con questo farmaco, ve la dico in maniera molto semplice, in teoria non ha avuto problemi col coronavirus, perché sia il tumore alla prostata che il coronavirus utilizzano tutti e due lo stesso mezzo di trasporto, questo enzima. E allora, siccome per il cancro alla prostata si usa un farmaco per fermare il mezzo di trasporto, qualcuno ha detto, il professor Pagano ha detto, mettiamo insieme i dati. Noi abbiamo dato disponibilità come regione e sono stati valutati 130 pazienti e c'è già una pubblicazione in corso e direi che questa rischia di essere veramente la chiave di volta, o quantomeno una delle più importanti chiavi di volta, perché se sarà confermato fino in fondo, lo è già in questo studio preliminare fatto, che c'è questa correlazione, sappiamo già che c'è un farmaco che inibisce un enzima che potrebbe inibire anche il coronavirus. Guardate che ve la dico così, a Marghera, Veneto, Italia, ma rischia di essere veramente la chiave di volta. Quindi il professor Pagano vanno i miei complimenti ovviamente alla Fondazione per la ricerca biomedica, a Giustina Destro che fra l'altro ha coordinato un po' tutta questa attività e a tutti quelli che hanno lavorato. Io spero che, auguro loro di far fortuna, perché sarebbe la fortuna della sanità e della salute dei cittadini, oltre che una bella figura per il Veneto. Quanto alle donazioni, e poi passo alle domande,
Tanto ringraziamo Damiano per le uova che sono arrivate, ci ha dato 20 uova, ci vorrà quasi un mese per la schiusa delle uova e ci sono 3 razze di galline, insomma di polli, e quindi vedremo anche cosa nasce. Ho incaricato qua Federico, dove è andato Federico? Federico a sovraintendere che si è letto tutte le istruzioni, le pagine di istruzioni che ci ha dato Damiano, e che ringrazio perché mi ha mandato anche 6 uova per mangiare, e quindi lo ringrazio, e sono uova di campo perché sono anche sporche da schitti, quindi sono perfette. No, queste sono uova genuine. E quindi grazie. Siamo arrivati a 52.259.963, quindi 52.260.000 euro per farla tonda. 52.260.000 euro. Sono le donazioni, donazioni importanti. Ringrazio tutti quelli che stanno donando, ne cito qualcuno random, e guardate, io ho richieste ne cito ogni tanto qualcuno. L'Associazione Carabinieri di San Polo di Piave, Roberto Doro, presidente del gruppo volontari Associazione Nazionale Carabinieri, hanno versato 5.000 euro, ci hanno scritto ieri. Ringrazio sempre, poi c'è una bambina che scrive, ci fa una bella lettera, Aurora Lovisetto, e poi assieme al fratello Luca Lovisetto, e fa una bella lettera, e ha versato 400 euro, anche loro ovviamente rinunciando a regali e altre cose. E poi voglio ricordare che ho scoperto che abbiamo un popolo di allevatori che tra gli 8 e i 12 anni, cioè non c'è solo Damiano che si occupa di far nascere i pulcini, ma ne cito uno tra tanti che mi ha scritto, mi ha mandato foto di allevamenti fatti in appartamento dappertutto. E questo c'è un ragazzo che si chiama, un bambino che si chiama Edoardo, e si è fatto l'incubatrice, cito solo questo, con una scatola di scarpe, l'ha rivestita di carta stagnola, ci ha messo un bicchiere d'acqua, e è riuscito, aveva 3 uova e gli è andata bene con un uovo, e quindi è nato il pulcino. Mi ha mandato anche le foto prima della schiusa, durante la schiusa, l'asciugamento della piuma del pulcino, e quindi facciamo i complimenti anche ad Edoardo. Abbiamo intenzione di raccoglierle tutte queste storie perché sono veramente belle. E vi mando un video perché è giusto, dura 2 minuti, però è la volontà di ringraziare il donatore dei 30.000 euro dell'uovo. È un cittadino macedone che si è integrato in Veneto, ha una bella azienda e si è aggiudicato l'uovo, quindi adesso vi facciamo vedere anche il video. Grazie. Ha visto
merita proprio un applauso, non solo per l'uovo, perché poi è bene ricordare che molti cittadini hanno offerto e ognuno in base alle sue disponibilità, ma anche soprattutto per le belle parole. Avrò modo poi di stringere la mano al signor Munir Semsi. E grazie per la donazione, i 30.000 euro, e poi diremo ovviamente a chi donarli, visto e considerato che ci eravamo impegnati il giorno di Pasqua di dire li dedicheremo a una realtà caritatevole, una realtà che comunque si occupa delle persone che vivono in difficoltà o hanno delle difficoltà, adesso staremo a capire. Faremo fare direttamente il versamento a lui in maniera tale che non ci siano neanche tanti giri, passaggi di mano. Poi l'uovo verrà consegnato, magari prendiamo anche contatto per consegnare l'uovo, perché sennò arriva a Ferragosto tra un po'. Ha parlato di speranza, ha parlato di partire da zero, che è la volontà di scrivere una pagina nuova. Torneremo alla normalità, questo diciamo sempre, però dobbiamo anche metterci d'impegno a fare in modo di tornarci velocemente. Io avrei finito, se avete domande. Sì, Presidente. Prego, ciao. Dunque, intanto volevo dire una cosa, oggi ci attendevamo i dati sullo Spisa dei controlli. Sì, ve li dà l'assessore. La domanda che riguarda proprio, due domande per la verità. La prima riguarda le donazioni. Questa somma raggiunta provvisoria, che mi sembra una somma molto molto importante, insomma, Dobbiamo crescere ancora. è una somma complessiva di tutte le donazioni, mi spiego. Sì, sì. Sappiamo che per esempio tanti hanno donato agli ospedali, alle ULSS, è una somma complessiva. Ve lo dico subito. Sono esattamente 26 milioni e qualcosa alla Regione, al conto della Regione con 33.413 versamenti. Poi vi do lo specchietto. Alle ULSS 13 milioni, 970, Banca Intesa 6 milioni e mezzo, e poi importi non versati sono 1.330.000, che sono quelli che ancora devono arrivare ma ci hanno già promesso, e poi sono le donazioni che sono 4.221.000 euro di donazioni di materiale donato. In totale il materiale donato più ULSS e Regione, per capirci, per far sintesi, sono 52.260.000 euro. E l'altra domanda riguardava invece gli ospedali a cui avevi accennato, cioè dicevi che per gli ospedali non Covid, perché Si va in dismissione, si dice che nelle terapie intensive che ci sono si dedicano solo ed esclusivamente all'attività ospedaliera classica, canonica, e il Covid cerchiamo di concentrarlo sempre di più anche per un tema di operatori e di specializzazione. ci sarà anche una concentrazione di malati. Sì, sì. Quindi i malati che sono solo i malati. Non li spostiamo, man mano che vengono ricoverati, eventualmente, ma speriamo di no, andranno verso le direzioni del centro specializzato. E che tempi si prevedono? Diciamo che è in progress, nel senso che ormai gli ospedali sanno che, non so, l'ospedale di Conegliano, ne cito uno che è quello della mia città, sa che il Covid Center è Vittorio Veneto, quindi se c'è una persona da ricoverare con quelle caratteristiche andrà direttamente a Vittorio Veneto, invece prima tamponavamo un po' con tutti gli ospedali. Prego. Due domande. Una è che analizzando i dati si evidenzia quasi un numero che va controcorrente, cioè questa notte, nell'ultima 24 ore sono stati 41 morti, che è il massimo Sì, di tutto il periodo. sono le case di riposo. Gran parte, ecco esatto, gran parte nelle case di riposo. Quindi dopo probabilmente ci darete i dati definitivi. Sì, lo fa l'assessore, sì, sì. E un'altra domanda allora, è nata una polemica tra la richiesta della Lombardia di aprire già da adesso, da maggio, insomma, dai primi di maggio, l'attività economica. Non c'è bisogno di conciliare i movimenti un po' di tutti, perché i numeri sono assolutamente diversi tra Veneto e Lombardia. C'è un rischio, e siamo confinati, perché c'è un rischio cioè veramente un rischio di ulteriore, diciamo così, espansione se di là aprono e in una maniera più, diciamo, più forte l'attività economica. Ma guardate, il tema è presto detto, che ogni sanità ha una storia a sé.
Dopodiché io immagino che dal 4 maggio dovremmo essere tutti pronti con dispositivi, regole e ovviamente negoziate col mondo delle parti sociali e del mondo dei datori di lavoro per aprire. A me risulta insomma che questo lavoro si stia facendo a livello nazionale con questa prospettiva. Non escludo che alcune attività potrebbero anche essere messe in una griglia di partenza, magari anche un po' prima, però immagino che ormai la deadline sia il 4 maggio. Vi leggerò un pezzo, magari domani vi porto un bel pezzo sul 3 maggio, visto che 3 maggio è l'ultimo giorno, e così. Per concludere continua la stessa domanda. Allora, abbiamo visto che in Lombardia c'è il 12% dei decessi a livello mondiale. Con numeri simili ha senso chiedere, cioè capisco che siete due realtà diverse e ognuno chiede quello, però lei si sentirebbe con dei numeri simili a quelli di... Ma guardate, la valutazione che fa il Presidente Fontana è legittima anche perché la fa alla luce di tutta una serie di provvedimenti che vuole adottare rispetto alle aperture. Dopo non conosco ovviamente il progetto nello specifico. Considerate una cosa, che al di là delle nostre posizioni poi c'è ad ombrello quello che sarà, diciamo, la dotazione di minima che le parti sociali, il mondo datoriale con il Ministero della Sanità stabiliranno per le riaperture a livello nazionale. Noi da lì potremo solo che, diciamo, brutto termine inasprire, migliorare ulteriormente la tutela della salute rispetto anche a caratteristiche territoriali che magari a livello nazionale non possono essere tutte comprese da uno schema quadro nazionale. Mi fermo qui. Cioè sì. Io ho capito che devo fare la polemica Lombardia, non la faccio e basta. Oggi se torno in casa senza mangiare. Quello che volevo dire è che i numeri sono talmente diversi, talmente anche c'è un livello di scala proprio di differenza tra qui e le altre regioni. Cioè, non si rischia di mettere a repentaglio quello che è stato fatto. Sì, ma capisco quello che dici. Lei ha sempre detto, Presidente, che prima decidono i medici, cioè gli scienziati devono... Ma infatti a livello nazionale stanno facendo il protocollo per le aperture, però è pur vero che quando parliamo di aperture è pur vero che ci rivolgiamo a cittadini sani. È una prerogativa questa. Cioè, in teoria, in linea di principio e anche come valore assoluto, stiamo parlando di movimentazione di cittadini sani che, se opportunamente bardati di mascherina, gel, guanti, quello che sia, in teoria dovrebbero aiutarci anche in questa sfida generale. Guardate, oggi il vero tema è decidere se si vuole tenere chiuso tutto e morire nel tempo in attesa che il virus se ne vada, oppure puntare alla convivenza. Guardate che tutte le esperienze, Wuhan compreso, vi farò vedere un giorno, vi proietterò la curva di Wuhan con tutti i provvedimenti, alla fine hanno deciso di convivere e di aprire, perché oltre un certo limite poi non diventa più sostenibile. Sempre fatto salvo le indicazioni del mondo scientifico. Adesso sentiremo quali saranno. So per certo che il comitato scientifico ha dato già le indicazioni e quindi vedremo quali saranno le indicazioni che usciranno a livello nazionale. Massimo, te basta così? Emiliano, anche oggi te che ha fatto la tua. Emiliano Madaliere Filippo di nuovo. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Mi permetto di sottoporre una questione. Vengo a scoprire che, e parlo di attività sportiva, all'aria aperta, quindi podismo, che correndo si rischia di incombere nel problema dell'ipossia. Non sono medico, non Sì. lo conoscevo. Se ti tappi la bocca, sì. No, già la mascherina Sì. rischia di appunto apportare scarsa carenza, insomma, di ossigeno nel sangue. Molti amatori magari non lo sanno. No, lo sanno, svengono. E quindi è un rischio, insomma. È il problema che abbiamo oggi? No, però è un serio rischio che è stato... No, vabbè, guardate, allora, la mascherina va utilizzata, punto. Poi ci vuole sempre buon senso, ragazzi, cioè anche se uno esce con l'amorosa, è un'estranea, ma la mascherina a un certo punto se la toglierà, immagino, no? Dai, cioè, stiamo qua a discutere, il podista sa come regolarsi, no? Quindi non ci saranno problemi se ne troviamo in giro senza la mascherina?
ma scusate, la mascherina va utilizzata, punto. Sì, ho capito, ma allora noi dobbiamo sempre avere una scala di valori. Prima viene la salute dei cittadini, dopo viene l'allenamento, immagino, no? Addirittura abbiamo chiuso gli stadi, perché allora se la mascherina dà ipossia, e sono d'accordo, cioè vuol dire diminuzione dell'ossigenazione del sangue, quindi uno sviene, perché è come se tu respirassi dentro un sacchetto, no? Dopo un po' svieni, perché la CO2 ti fa svenire. Allora, se il tema è quello dell'ipossia, è un tema che ovviamente poi ognuno si regolerà, cioè se uno pensa di fare allenamenti estremi, non portare la mascherina perché deve semplicemente allenarsi, secondo me fa un atto irresponsabile, punto. Ma lo dico con rispetto, lo dico da uno lo dice uno che corre. Anna Maria. Le chiedo scusa, posso? Prego. Volevo sapere se abbiamo qualche risultato positivo per quanto riguarda l'ozonoterapia. So che... Stiamo andando avanti anche con quel fronte. Dovete avere pazienza, ovviamente oggi non ho informazioni perché siamo in una fase primordiale, però l'autorizzazione c'è anche per questo tema dell'ozonoterapia, quindi dell'utilizzo dell'O3, che sarebbe appunto questa molecola di ossigeno che è potente e sembra che si usa anche per sanificare, sembra che sia utile. Considerate però che un grande fronte, adesso vedo messaggi che girano su WhatsApp, ora abbiamo un popolo dei premi Nobel, questo l'avevamo capito, solo a Stoccolma non si sono accorti che ce li abbiamo. Allora, qual è il tema? Adesso c'è tutti questi fenomeni che dicono ma non è polmonite interstiziale, è la trombosi, vabbè, benvenuti, i nostri clinici che hanno diritto di essere rispettati lo sanno da un bel pezzo, tanto è vero che stiamo sperimentando l'eparina, stiamo sperimentando gli anticoagulanti, cioè non è che arriva sempre, hai capito, quello che arriva quando sono stati fatti i fuochi alla sagra e ne spiega come funziona la sagra, o arrivi prima, ti iscrivi a parlare e ce lo dici prima, ma quelli che vengono alla fine a farci il bilancio di quello che si deve fare non ci servono. Tutti facciamo 13 la schedina, no? Se la giocassimo il lunedì, bisogna giocarla a sabato la schedina. Mi hanno detto che non si gioca più, però. Anna Maria. Anche perché non si giocano le partite. Giusto. Presidente, buongiorno. Prego. Domande che arrivano dai nostri telespettatori, a cominciare dalla questione scolastica con il bono scuola, no? Adesso i 500 euro possono essere utilizzati del bono solo per comprare i libri, ma considerata la necessità di utilizzare tablet e computer, non c'è la possibilità di una deroga in tal senso? Ma penso che sia ragionevole, adesso io non conosco la normativa, ma se uno dice in alternativa al libro compro il tablet, forse il libro era la garanzia di avere, come si può dire, la certezza che qualcuno si comprasse qualcosa che doveva leggere. Cioè il tablet apre uno scenario molto diverso, ma la si può assolutamente valutare questo aspetto. Ecco, e poi un'altra domanda sulla questione settore edilizia, settore fermo, ci sono prospettive per la ripartenza? Come per tutte le altre imprese, io spero che dal 4, se ci sono i presupposti di natura sanitaria, il mondo scientifico ci dà una mano su questo fronte, o anche prima si possa ripartire con tutto, cioè ci scrivono i barbieri, le parrucchiere, le estetiste e tutte quelle categorie che hanno attività di rapporti, diciamo, dove la distanza sociale non c'è. Io penso che la messa in sicurezza con la sanificazione, con la mascherina, debba mettere anche loro in condizioni di lavorare.